a voi ragazzi questa figura. Questa figura noterete la presenza di un classico mezzo di locomozione dei primi anni del secolo scorso, che è una locomotiva. La locomotiva, per funzionare, prendeva l'energia necessaria per il suo movimento dalla combustione del carbone. Quindi la reazione del carbone con l'ossigeno produceva energia necessaria per il movimento e nello stesso tempo produceva come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. Allo stesso modo, la Fiat stilo del professore Puma, che è lo chef che ha fatto le ricette del libro, per prendere l'energia necessaria per il suo movimento utilizza la combustione, esattamente utilizza l'ossidazione degli idrocarburi che si trovano nel diesel, l'ossidazione con l'ossigeno per produrre energia e nello stesso tempo come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. Anche la mia Fiat Panda, cioè la Fiat Panda del Baiamonte, per funzionare utilizza l'ossidazione dell'ossigeno con il metano, quindi la combustione. Quindi dall'ossidazione alla combustione dell'ossigeno col metano si produce energia necessaria per il movimento, che mi ha permesso di venire in questa scuola a presentare il libro, e nello stesso tempo produce come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. Anche il signor Chieta, che è uno dei protagonisti del mio libro, per ottenere energia necessaria per il suo spostamento e per mantenersi in vita, utilizza la combustione. Esattamente la combustione tra i nutrienti che si trovano negli alimenti e l'ossigeno. Da questa combustione il signor Chieta applicava l'energia necessaria per il suo movimento, producendo come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. Come vedete, dalla bocca del signor Chieta fuoriesce anidride carbonica e acqua. Pensate per esempio al vapore acqueo che esce dalla vostra bocca durante una gelida giornata d'inverno. In questa figura viene mostrata la struttura molecolare dei nutrienti che si trovano negli alimenti. Esattamente nella parte superiore noterete la presenza della struttura molecolare di uricide in grassi. Invece in basso la struttura molecolare di un tipico carboidrato, un polisaccaride, in questo caso il glicogeno. In questa figura notate la struttura in alto, la struttura molecolare della lignina, che è il componente fondamentale del carbone. Invece in basso a sinistra notate la struttura molecolare di un idrocarburo, che è un elemento presente nel diesel. Invece a destra, in basso, notate la struttura molecolare del metano, che ha formula chimica CH4. In questo caso viene mostrato in una struttura tridimensionale. Ora, se io sovrappongo queste due figure, noterete che le strutture molecolari dei nutrienti che compongono gli alimenti, le strutture molecolari della lignina, le strutture molecolari degli idrocarburi hanno in comune, con le strutture molecolari dei nutrienti di tutti gli alimenti, hanno in comune come base il carbonio. Quindi, per funzionare la locomotiva, per funzionare la macchina del professore Puma, per funzionare la mia macchina, per funzionare l'organismo del signor Chieta e per funzionare il nostro organismo, devono essere rispettati il primo e il secondo principio della termodinamica. Esattamente, come diceva la dottoressa Monaco, il principio della conservazione dell'energia, tanto si prende, tanto si dà, ma anche il principio dell'entropia. Perché credere ai calcoli che io ho proposto nel mio libro? Semplice, perché sono gli stessi calcoli che hanno permesso all'uomo di arrivare sulla Luna e ritornare, cioè gli stessi calcoli che hanno utilizzato gli scienziati della NASA per i viaggi spaziali. Ma sono anche
gli stessi calcoli che gli scienziati utilizzano oggi per i viaggi spaziali odierni. Quindi con il mio manuale voglio comunicare solamente una cosa, che il segreto dell'architettica è solamente uno, non c'è nessun segreto. È importante sapere infatti che in ogni teoria architettica, dieta Atkins, dieta Zona, dieta Lobucardi, dieta Malibu, dieta Okinawa, la relazione tra energia e la quantità di alimenti è sempre la stessa. Addirittura la dieta Lobucardi e la dieta Zona negano l'esistenza dell'energia, negano l'esistenza delle chilocalorie. Quindi queste diete, tutte le diete propongono alla fine una dieta ipocalorica che va da 1200 a 1500 kilocalorie, una dieta normacalorica che va da 1600 a 3000 kilocalorie e una dieta ipercalorica che va da 2100 a 3500 calorie, in certi casi anche fino a 3000 calorie. Comunque sempre e solo un'assunzione di una quantità di alimenti moderata, con pochi grassi e un'adeguata attività fisica. Qual è il metodo del dottor Bayamonte, se così si può dire, il metodo che ha suscitato l'interesse delle case editrici più prestigiose sia a livello nazionale sia a livello internazionale? Il metodo dietetico del dottor Bayamonte ha la caratteristica di indicare al lettore la giusta rotta da seguire per raggiungere o avvicinarsi al proprio peso forma. Ma questa rotta voi la seguite da soli? Siete lasciati da soli a seguire il vostro percorso dietetico per raggiungere la vostra forma perfetta? No, non siete da soli, perché avete con voi, che vi accompagna per mano, un vostro grande alleato, un vostro grande amico, o addirittura il vostro migliore angelo custode, che è il metabolismo basale. Il metabolismo basale, o metabolismo di base, che dir si voglia, è quell'attività metabolica dell'organismo umano che è in funzione anche quando l'uomo si trova in completo riposo, oppure svolge una comune attività quotidiana. Lo dovete considerare il vostro migliore alleato. Infatti esso ha un consumo energetico corrispondente al 70-80% rispetto a tutte le kilocalorie che in media un uomo e una donna consumano ogni giorno. Queste calorie corrispondono a circa 2.500 calorie al giorno per l'uomo e 2.000-2.500 kilocalorie al giorno per la donna. Nel mio libro vengono proposte 4 diete di base personalizzate sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo. Le diete possono essere personalizzate dal punto di vista quantitativo grazie a un altro importante concetto, che è il fattore di incremento energetico, proposto infatti nella seconda edizione. Quindi qual è il mio messaggio? Il mio messaggio è soprattutto che il metabolismo di base vi permette, durante il regime dietetico, di dimagrire anche mentre voi state dormendo. Pensate infatti che il nostro cuore a riposo necessita, fa 100.800 battiti cardiaci al giorno. E soprattutto, come diceva la professa Monaco, vi permette di dimagrire mentre state facendo una semplice passeggiata a mare, oppure una semplice passeggiata in campagna o in città. E non occorre che voi facciate un grosso sforzo fisico come lo stanno facendo questi ragazzini. Allora perché credere nel mio metodo? Perché dice, come ha detto prima, è un libro onesto, un libro semplice. Perché l'evoluzione dei calcoli che io ho proposto nel mio libro La dieta perfetta li ho utilizzati nella mia tesi di specializzazione in patologia clinica. Questa è la pagina più importante della mia tesi di specializzazione. Nel mio libro viene proposto, faccio dei calcoli che sono i classici calcoli della fisica classica, cioè della fisica newtoniana. Questi calcoli poi vengono applicati alla termodinamica classica.
Ebbene, io questi calcoli li ho spostati durante la mia tesi di specializzazione nella termodinamica quantistica. Questi calcoli di termodinamica quantistica mi hanno permesso di mettere a punto un protocollo per l'estrazione del DNA con la tecnica del fenolo cloroformio che oggi viene utilizzato in tutti i laboratori del mondo, nei miei laboratori di ricerca scientifica. Per concludere, sento il dovere di dire che questo semplice manuale di nutrizione umana è, in fin dei conti, un libro onesto, semplice alla portata di tutti. Se viene letto con un poco di fiducia e attenzione, potrà essere molto utile a voi e ai vostri cari. Grazie per la vostra partecipazione. Ringraziamo di cuore davvero il dottore Baiamonte, che anche grazie a queste slide ci ha permesso di poter comprendere a tutti noi che magari non abbiamo davanti il libro quello che realmente è il messaggio che la vita perfetta vuole veicolare. Naturalmente in questa società del molti e fuggi, in cui i ragazzi magari il pranzo lo fanno a casa ma la cena sono più portati a andare a frequentare tra i fast food e tutto, questo libro può essere una giusta guida per poter vivere al meglio la vostra adolescenza e vivere serenamente anche a contatto con gli altri, visto che comunque sappiamo tutti quanto l'aspetto fisico sia importante nel relazionarsi con gli altri, quindi siamo sempre tutti alla ricerca del peso perfetto e questo libro può essere una valida e importante guida. Prima di andare a soddisfare le vostre curiosità, che scommetto